Signore e signore, più cordiale buona mattina e benvenuti all'ultima giornata del Golden Cup femminile in pista Italia contro Francia. Qui vediamo le atlete francesi già schierate in pista, attualmente sta entrando la selezione italiana. Una partita importante per le azzurre perché insomma ci si gioca questa mattina, questa domenica mattina, la terza posizione del torneo Golden Cup 2023, visto che la Catalogna e il Portogallo giocheranno la prima posizione con 6 punti nella partita che verrà a seguire, cioè alle 12:30. Stefano Zampari al commento, ovviamente compagno di questa avventura catalana, Marcello Bugarelli, il responsabile del settore tecnico nazionale. Ciao Stefano. Ciao Stefano, buongiorno a tutti coloro che sono in visione questa domenica mattina fresca, quantomeno qui a Saint-Hippolyte de Voltregà, dopo il caldo di ieri. Oggi si torna a giocare in condizioni ideali per disputare una partita di hockey. Andiamo a goderci questo ultimo impegno, prima però ci ascoltiamo gli inni nazionali. E questa era la Marsigliese, ora ovviamente l'inno di Mameli per la nazionale azzurra. Torniamo in diretta per assistere a Italia-Francia, una partita, Marcello, che ci evoca grandi ricordi di grandi battaglie, soprattutto alla World Roller Games 2019 e anche prima, in tutto quello che è successo prima ai Kick in Cile e poi anche in Cina, e poi insomma ancora nella mia memoria quel gol di Giulia Galeassi a pochi secondi dalla fine, ancora una volta in quella battaglia al Pala Blaugrana di Barcellona, e poi il cambio generazionale della Francia dopo quel mondiale e l'ultima vittoria datata 16 ottobre 2021
rientro nell'ultimo europeo senior, in quanto all'ultimo mondiale non sono incrociate le due nazionali, 4-1 dell'Italia, in cui c'erano la maggior parte delle giocatrici qui oggi presenti. Andiamo subito a vedere le formazioni prima che le atlete scendano in pista. La Francia schiera il numero 1 Lily Bouchot, numero 2 Claire Fey, numero 3 Ninon Dubuquet, numero 4 Axel Husson, numero 5 Maëlys Letin, numero 6 Celia Gohe, numero 7 Cyril Lagroyes, numero 8 Sandy Geflot, numero 9 Marie Lebada, numero 10 Lucie Gohe. L'allenatore è Tatiana Maillard, già tecnico nell'ultimo mondiale. L'Italia schiera invece il numero 1 Teresa Parlato, numero 2 Cristina Santochirico, numero 3 Rebecca Taccardi, numero 4 Anna Orsato, numero 5 Anna Berti, numero 6 Pamela Lapolla, numero 7 Francesca Maniero, numero 8 Renata Miozzi, numero 9 Ludovica Rossetto e il numero 10 Vicky Caretta. Non presenti scelta tecnica da parte di coach Massimo Giudice, Giorgia Meneghello e Marta Cerato, che oggi compie gli anni, quindi facciamo anche gli auguri, 19 anni. Eh sì, è anche giornata di compleanni oggi in quel del gruppo italiano. Prima però c'è da giocare questa partita prima di festeggiare per chiudere nel migliore dei modi la Golden Cat. 2 sconfitte nelle prime 2 partite per la nazionale azzurra, contro la Catalogna 3-0, contro il Portogallo 6-3. Oggi vedremo come andrà questa gara. Ormai da parte di Massimo Giudice sembra battezzato il quarto componente del quartetto, anche oggi parte Anna Orsato. Quindi Anna Orsato, scelta tecnica di Giudice con Maniero, Tamiozzo e Lapolla. Dall'altra parte intanto prima azione dell'Italia con Tamiozzo, Lebada, c'è Lagroie, la numero 4 è Husson e quindi Goe, mentre tra i pali scelta Lily Bouchot. Scadono 10 secondi in fase difensiva per la Francia. Ovviamente, Marcello, abbiamo visto la Francia ha perso ieri 7-1 con la Francia, contro la Catalogna e 4-0 con il Portogallo. È la squadra più giovane insieme all'Italia, forse l'Italia è ancora più giovane di questa Francia, però insomma l'Italia dovrebbe fare la partita, dovrebbe vincere questa partita perché deve arrivare al terzo posto, un obiettivo importante. Sì, diciamo che la difficoltà di questa partita sarà che, a differenza delle gare contro Catalogna e Portogallo, in cui erano le avversarie a dover fare la partita, l'Italia ha difeso molto meglio contro la Catalogna di quanto non abbia fatto contro il Portogallo e ha colpito in contropiede, riuscendo a segnare soltanto contro le portoghesi, ma anche contro la Catalogna le occasioni non erano mancate. In questa partita i ruoli si ribaltano, ovviamente l'Italia, che è attesa come squadra a fare gioco e a imporre il proprio ritmo alla Francia, e quindi affronterà più spesso difesa schierata, avrà meno spazi in contropiede e sarà richiesta una maggiore precisione nella costruzione di gioco, che è un po' quello che è mancato ieri, perché nella partita contro il Portogallo abbiamo visto davvero tanti passaggi sbagliati, tante palline perse inutilmente a centropista. Oggi non potrà essere così se si vuole vincere contro questa Francia. Abbiamo visto un tiro poco fa di Cyril Lagroye, numero 7, 20 anni, con una diagonale, quasi non beffava Vicky Caretta, sempre tra i pali. Ora Orsato per Maniero, quindi la polla ancora per la compagna di squadra, e c'è la traversa di Chicca Maniero, un tiro diagonale che non aveva neanche intercettato il portiere avversario. Ora la polla contro l'altra numero 9 della formazione francese, Labad. Ancora la polla per Tamiozzo, altro tiro dell'Italia, ancora Tamiozzo, il gol, una smesciata di Ele Tamiozzo al 2-0-1, in vantaggio l'Italia. La regia è di Esport 3, quindi andremo sicuramente a rivedere il replay, anzi ringraziamo la federazione catalana e la TV catalana per darci l'opportunità di trasmettere questa partita in diretta su YouTube. Ecco qui il gol in ribattuta, rivediamo il gran gol di Elena Tamiozzo. Sì, ha avuto la freddezza di alzare, controllare la pallina, eccolo qua, prima ha colpito il portiere e poi la traversa, e poi ha indovinato il pertugio sul controllo al volo, non certo marcatissima in questo caso dalla difesa francese, ma abbiamo visto già in meno di 3 minuti una traversa colpita da Chicca Maniero e il gol del vantaggio azzurro con Elena Tamiozzo. Diciamo un inizio che non poteva essere migliore. La Francia ovviamente dovrà rispondere subito alla selezione italiana. Gohe, una delle, come detto, una delle 7 giocatrici che hanno giocato l'ultimo europeo, ma in quel famoso
gol di Galeassi che ha regalato la medaglia di bronzo ai mondiali in quel di Barcellona, e che tutti abbiamo ancora negli occhi, sì, ma anche nelle orecchie. Lo ripetiamo ogni telecronaca quando c'è la Francia. Diciamo che quel gol è l'equivalente femminile della partita della semifinale scudetto tra Forte dei Marmi e Valdagno, una di quelle cose che riemergono ogni tanto dagli archivi di YouTube e di Facebook. E quindi da quel mondiale lì non c'è nessuna delle giocatrici francesi che ha avuto un cambio completo, con la vecchia guardia che lottava contro le giovani. Le giovani sono già passati 4 anni, la Polla, Ghirardello, Galeassi e anche la Maniero, che era già era giovanissima in quell'occasione. Quindi ora l'Italia che è in vantaggio per 1-0 e cercherà di tenere questo risultato. Non sarà facile, la Francia ha dimostrato di essere veloce in ripartenza, forse non è la precisione, la squadra francese sta ancora cercando la precisione delle sue giovani atlete, anche se realmente l'età media delle due squadre è sicuramente maggiore di un paio d'anni quella francese. Ancora la Polla, Tamiozzo, Orsato, l'Italia gestisce per vie esterne in questa fase di gioco, gestire la pallina, cercare il taglio magari di Tamiozzo o anche di Orsato, che insomma ha dimostrato di avere anche doti in attacco, non solo praticamente presente in ogni parte della pista, ma delle più attive. Ovviamente al lato del trio, intanto c'è il paro e il gol di La Polla, un tiro all'arma bianca di Pamela Polla, forse stavano scadendo anche 45 secondi. No, erano scaduti in precedenza, le aveva toccato il portiere, c'era ancora buon tempo. È un gol simile a quello che abbiamo subito ieri contro il Portogallo, quando la pallina si infilò contro il palo e Vicky Carretta la mandò involontariamente in rete. Lo rivediamo, il tiro, il palo e il pattino del portiere che non si accorge quando arriva la giocatrice della Francia. È troppo tardi, anche se non sono così convinto che la pallina abbia completamente superato la linea di porta come prevede il regolamento. Andiamo a sentire il time out. Non c'è l'audio adesso. Un shoot en l'air. Eccola. Quand la balle sera de là-bas, récupération de l'Italie. Soit j'ai la balle, j'essaie de la remonter en un contre un. Je balance ma balle devant, 3 mètres devant pour essayer de la récupérer. Il y a 3 Italiennes devant. Non. Pas un mot. Il n'y en a pas une qui donne un conseil à l'autre. On a dit qu'immédiatement la porteuse de balle, elle devait entendre et voir. Là, elle regarde pas et elle entend pas. Si vous vous aidez pas et que vous allez essayer toute seule, c'est dur toute seule. On a dit qu'il y avait On est deux sur le terrain options. ensemble, hein. Les deux qui étaient dans l'axe sortaient du côté de la balle et on fait la passe au sol. S'il vous plaît, arrêtez de faire ces passes en l'air. D'accord. Et sinon, c'est de la prise de vitesse avec de la protection de balle et un bloc direct. Point. Ok. Allez les filles. Allez. Abbiamo sentito Loïc Clément che è arbitro internazionale, arbitra anche in Catalogna, però oggi è in veste anche di allenatore aggiunto, ma abbiamo sentito parlare più di Tatiana Magliara, che è la ragazza a fianco, che è una di quelle che c'erano in quel 2019, in quelle battaglie assolute tra Italia e Francia. Ora la selezione italiana con Orsato che subito cerca di spingere la squadra italiana. Non so se tu hai capito qualcosa, io non lo mastico. Un po' sì, nel senso che Tatu si è raccomandata di non guardare sempre per terra, ma di guardare anche le giocatrici, perché altrimenti si fanno passaggi a caso, mentre Lemen ha ricordato le sue giocatrici le due opzioni sostanzialmente che hanno studiato per questa partita, e cioè la prima è quella di provare a entrare lateralmente, la seconda è quella di prendere velocità qualora non ci fossero le condizioni, di sfruttare i blocchi per provare ad arrivare a tu per tu con il portiere. Questo ovviamente con beneficio di inventario, perché il francese lo capisco anche, ma andavano veramente velocissimi. Nel frattempo però, mentre tu parlavi, la regia catalana ha fatto rivedere le immagini di prima e io sono sempre più convinto che quella pallina non ha completamente attraversato la linea di porta, però prendiamo lo stesso 2-0. Non abbiamo ricordato gli arbitri dell'incontro, sono Giuseppe Ribot e Raúl Burgos, sono due arbitri internazionali, e al tavolo Buxeda, un altro arbitro internazionale, quindi insomma è un trio assolutamente importante per questa partita, questa finalina terzo quarto posto per questo torneo che andrà a chiudersi nelle prossime ore. Ancora la Francia però che non riesce a controllare bene la sfera, neanche l'Italia, sbaglia però la numero 9 la Beda, meglio la selezione italiana con la Polla che con Tamiozzo si scambiano la pallina. Ovviamente l'Italia sembra
in questo momento dominare la pista qui della Padiglione Municipale Vittorio Oliveras della Riva, Santi Ippoliti di Voltregà, però ovviamente deve tenere alto la concentrazione della squadra italiana, perché abbiamo visto ieri, come ha detto te Marcello, qualche errore di troppo ha dato troppi gol alla squadra avversaria, che poi si è con il duplice e triplice vantaggio poi ha tenuto il secondo tempo, quando insomma l'Italia era ancora ben in partita. La Polla per Tamiozzo, ancora le due si trovano a meraviglia anche ieri con 2 gol tra le due capitane delle due regine dell'hockey italiano, Valdagno e Matera. Ora la Polla per Tamiozzo, la Polla dietro porta, scivola la Materana, riparte la Francia con Gohe per Labede, tiro dalla distanza, para Vicky Carretta, la prima parata per Vicky Carretta, arrivata al 6° minuto, Lebada aveva tirato la pallina, Tamiozzo, gol. Io pensavo che chiamasse il rigore. No, l'arbitro ha fischiato il rigore e poi, siccome si è accorto che la pallina è entrata, ha segnato il gol, perché il fischio del rigore era arrivato, secondo me, almeno con la pallina in volo, se non proprio con golazzo, assolutamente. Sicuramente sì, perché in caduta, tra l'altro forse toccava anche già terra quando ha tirato. Sì, sicuramente. Per cui forse era meglio il rigore da questo punto di vista. Siamo un po' pignoli oggi e sai, la domenica mattina non è che ti alzi proprio con la voglia di vedere una partita, quindi magari rompi anche un po' le scatole a chi in questo caso sta arbitrando. Comunque ciò nulla toglie al gran movimento di Elena Tamiozzo. Ora ci prova anche Anna Orsato a mettere in mezzo questa pallina, riparte invece in velocità la Francia, recupera tutto Chicca Maniero, e di nuovo Orsato che entra sempre nelle azioni della squadra azzurra. Beh, un gran gol, dopo magari lo rivedremo negli highlights, però insomma ha fatto il gol da Cineteca Elena Tamiozzo, anche lei incredula di aver fatto questo gol. Altro tiro di Tamiozzo, parata della portiera Bouchou, non certo entrata benissimo in questa gara. 3 gol nei primi 7 minuti che insomma danno una mazzata alla propria squadra per cercare di giocarsi una partita alla pari. Intanto è entrata per la Francia che è la numero 2, Clary Fay, una delle più esperte, anni 26, è la più anziana di tutta la partita, se parliamo di anziana 26 anni, ma no, quella che ha più anni, la più esperta. E la Francia schiera ben 6 giocatrici del Nantes, che ha giocato la fase di qualificazione della UEFA Europe Champions League. Intanto sulla panchina dell'Italia si prepara Anna Berti, che entra adesso al posto di Anna Orsato, ed è l'esordio in questo torneo per Anna Berti. Anna Berti, la via regina in forza alla rotteristica scandianese, una delle giocatrici, insomma la capitana dell'Under 17 femminile, la nazionale, che ha giocato gli ultimi tornei, 17 anni. Ora Maniero per la Polla, ora Maniero per Tamiozzo, intanto anche la numero 8 Husson, una delle giocatrici con più talento della selezione francese. Ora Tamiozzo dietro porta, sempre con la Polla sempre a cercare una testa libera, trova Anna Berti da dietro, poi Tamiozzo, la Polla, Maniero. Ancora la Polla non riesce a superare Fai, che riparte, fa alzare un po' il baricentro dei Le Bleu. C'è il fallo, il primo, il secondo anzi per l'Italia, uno i falli di squadra assegnati alla Francia. Sarà un tiro dal quasi limite dell'area italiana, insomma, circa un paio di metri. Fai, però la Polla marca bene la posizione, anche l'area cerca davanti a lei. Allora ci prova ancora la numero 8 Sandy Geflo. Ora recupera la pallina ancora l'Italia con una buona interdizione di Maniero. La Polla dietro porta a servire Tamiozzo, veloce, gran gol. Ancora le due si trovano a meraviglia, come ieri, come questa mattina. Tamiozzo, la Polla, premiata ditta dell'Italia. Sì, decisamente una bella azione anche in questa occasione, con l'inserimento perfetto di Elena Tamiozzo, lo sguardo perplesso dei due tecnici francesi in questo inizio di gara davvero molto difficile. Eccolo qua il replay con l'assist di Pamela La Polla, assolutamente non marcata
Elena Tamiozzo, errore che non puoi permetterti perché è sicuramente la bocca da fuoco più importante dell'Italia e anche una delle migliori, devo dire, che di quelle che abbiamo visto qui in questo torneo, catalane e portoghesi comprese. La Polla ancora con Berti, tentativo, un tiro, un rovescio che viene deviato, ma il portiere Bouchou riesce a neutralizzare. Era un tiro molto velenoso per il portiere avversario, il portiere francese. Fai ruba la pallina, ma arriva la Polla ancora a marcare l'ennesima pallina in questi primi 10 minuti in cui l'Italia ha concesso un tiro solo alla selezione avversaria. E diciamo che questa è una condizione molto favorevole per quanto riguarda la nazionale azzurra, perché è probabile che a Massimo Giudice poi utilizzi questo risultato quasi consolidato per provare anche le altre atlete che ha in panchina. Ricordiamo che questo torneo è la prima occasione per inserire anche, non soltanto in panchina come è capitato già in altre occasioni, ma anche in pista e per lunghi tratti le atlete più giovani, per andare ad individuare quelli che potranno essere le componenti future della rosa, non soltanto per gli europei ma anche per i prossimi campionati del mondo e più in generale per il futuro di questa nazionale che, lo ricordiamo, vive oggi su ragazze ancora giovanissime che davanti hanno una lunghissima carriera se lo vorranno, ma dietro doveva fare i conti e sta facendo i conti con un gap generazionale di qualche anno che fa sì che dopo Chicca Maniero, per esempio, classe 1999, abbiamo inserite delle 2006, delle 2007, del 2005 se consideriamo anche Lacerato, che se non mi ricordo male è un 2005. Tanto anche la numero 5 Leitin è un altro prospetto molto interessante delle francesi, 20 anni, una giocatrice che hanno giocato anche i tornei europei under 17 e ora si affacciano alla signora femminile e giocano anche, quindi insomma tutte da guardare queste ragazze francesi, ma noi ovviamente un occhio particolare ce l'abbiamo per le nostre azzurre, perché insomma stanno giocando come dovrebbe giocare la nazionale italiana, con grande precisione e grande voglia. Ieri forse metà tempo ha concesso alle portoghesi, ma insomma questa è l'Italia che ci ha sempre dimostrato negli ultimi anni, nonostante un cambio generazionale, appunto come detto te, che è in via di transizione, di svolgimento negli ultimi 2 anni. Intanto Maniero, tiro da media distanza, parata ancora da Bouchou. Sì, qui è stata brava Anna Berti ad andare a recuperare una pallina che sembrava perduta e a fare un bell'assist per Chicca Maniero. Lo sottolineiamo proprio perché le cose da guardare sono anche quelle, insomma. Berti si sta manovrando la sua posizione sia in attacco, sia in difesa soprattutto, ma anche in attacco, con i rapidi cambi che ci ha abituato questa nazionale anche nelle ultime partite, proprio questa duttilità di queste 3 giocatrici che ovviamente noi consideriamo i 3 pilastri della nazionale italiana, però anche Orsato, anche Rossetto, ma anche la Berti si sta dimostrando duttile nelle varie posizioni. Ora Maniero di servita da ancora la Polla, Maniero di subata da Fai, riesce in qualche modo a lanciare la pallina in attacco. 12:40 all'inizio della partita, 4-0 per la nazionale italiana di Massimo Giudice, 3 gol di Tamiozzo, 1 per la Polla. Sì, un inizio, lo ripetiamo, assolutamente perfetto da parte delle azzurre, un quarto di gara 4-0 il risultato e una superiorità abbastanza netta e inequivocabile. Ora c'è un altro fallo di squadra commesso dalle azzurre, il terzo, quindi siamo assolutamente in situazione non pericolosa. Il fallo è di Elena Tamiozzo, lo avete rivisto nel replay della puntualissima televisione catalana che ci fornisce davvero delle immagini molto molto belle. Tamiozzo per la Polla, ma intercetta Goe che era rientrata dopo la pausa in panchina. Ancora Tamiozzo, sempre a queste palline a rimbalzo in cui l'Italia oggi è veramente presente, in cui è veramente reattiva. Tamiozzo di subata da Fai, arriva a sostegno Leitin per la numero 3, Dupuque per Fai, tiro mancato per la capitana francese. Serve esternamente Goe contro la Polla, vediamo se la Francia riuscirà a concludere. No, perché la Polla è veramente presente in ogni pallina in questo avvio di gara. La Polla per Tamiozzo, quindi Maniero
rapidi e veloci passaggi, la Francia si limita a subire passivamente il possesso italiano, cercando una marcatura uomo stretta, ma anche mancando però i cambi, come abbiamo visto nei 2 gol su 4 che abbiamo visto in questa prima parte della partita. La Polla chiama un movimento che non arriva, quindi deve servire esternamente Tamiozzo, cade Berti, non c'è fallo. Tamiozzo, stanno per scadere i secondi, ci aiuta Vicky Caretta a ricordarci dei 45 secondi. Entra anche Husson nella partita, quindi ha cambiato tutta la panchina, la formazione del duo Maillard-Lemen. Berti recupera la sfera per la Polla, quindi Tamiozzo la spalla in avanti, non riesce ad arrivare Maniero, lotta con Fai che ha un brutto controllo della pallina, arriva a sostegno Husson, 17 anni, la più giovane della spedizione francese, insieme a Hero e Lebadda che fanno parte anche di questa partita, ma sono anche in tribuna. Bella la pallina di Maniero per Pamela La Polla, che non ci è arrivata per un soffio. Recuperano comunque le azzurre. Ora è Elena Tamiozzo che va in velocità, quando accelera va al doppio di tutte le altre. Intanto qui Anna Berti schiacciata alla balaustra, tutto regolare secondo il direttore di gara. Perdiamo pallina, riparte la Francia, ma Elena Tamiozzo ancora ci mette la punta del bastone, recupera questa pallina per Pamela La Polla, l'indietro non aggancia Chicca Maniero, provano a uscire dalla propria metapista in 5 secondi, non ci riescono, pallina persa. 9-17 da giocare, 4-0 per l'Italia. Avvicendamento in pista, esce Anna Berti, entra Rebecca Taccardi, il bomber del Decon Roller Matera, 17 anni. C'è il tiro di Goe che si è involata da sola davanti a Caretta alla seconda parata dopo 15 minuti. Reattiva il portiere breganzese in forza del Liceo La Corugna, confermata che per la prossima stagione. Rebecca Taccardi, che era già entrata, aveva già giocato in questo torneo nella partita d'esordio contro la Catalogna, ora torna in pista per la seconda volta, a dimostrazione di quello che dicevamo prima. Ogni 10 minuti Massimo Giudice sta regolarmente facendo cambiare il quarto elemento. Vedremo poi se nel corso della gara troverà anche il modo di far giocare contemporaneamente due delle ragazze più giovani. È già successo contro la Catalogna, più per necessità che per volontà, ma la cosa ha funzionato abbastanza bene, quindi è probabile che oggi poi questa cosa accada, anche per dare qualche istante di riposo, qualche minuto di riposo alle 3 titolari che altrimenti resterebbero in pista per tutta la partita. Intanto accumuliamo falli di squadra a ripetizione, siamo già arrivati a quota 5 contro uno soltanto della Francia. Abbiamo visto un'altra parata di Caretta sul tiro da lunga distanza di Goe, che ha un po' preso la situazione in mano, una delle più esperte, 24enne in forza al Nantes. Ora ancora Fai, disturbata da Tamiozzo, in 3 su Fai, era meglio l'azione azzurra con La Polla e Tamiozzo. Ancora La Polla che si invola il raddoppio delle francesi, arriva Taccardi, poi c'è anche Maniero a sostegno. Mettiamo lo schema Pamela, non trova la deviazione Taccardi, che però era nella posizione giusta al momento giusto, soltanto una questione di mira. Ancora lei che prova a prendere controllo di questa pallina. Le due sono compagni di squadra, quindi sanno come trovarsi. Arriva invece un diagonale di Chicca Maniero che finisce fuori veramente di poco. Supera la pallina il capitano della selezione francese, tiro alla distanza, para Caretta e c'era a sostegno a cercare il tappino la numero 6 qui inquadrata. Goe era un po' libera la numero 6, ma non è riuscita a concludere. Ancora La Polla per Maniero, Tamiozzo, La Polla. Ultimi 7 minuti del primo tempo, 4 Italia, 0 Francia. La Polla, Tamiozzo, con la capitana che cerca il movimento di Rebecca, ma insomma sono 3 giocatrici della Roller Matera in questo momento in pista e una di Valdagno. Non c'è fallo su Maniero, riparte Husson che però ha un brutto controllo della pallina, recupera Taccardi per La Polla, c'è in centro Maniero, si apre La Polla,
serve la velocissima Tamiozzo da lontano. Tamiozzo un diagonale a servire la Polla che non ha messo il bastone, pallina che sfiora la postazione televisiva e nostra, cioè ci passa a 20 centimetri sopra la testa a velocità folle. Però c'è il time out ora della nazionale italiana. Andiamo a sentire Massimo Giudice. E tu eri qua. Passaggio, devi bloccare quella che marca questa che esce dietro porta. Quindi passaggio, tu blocchi, questa viene, passaggio qua. Se non c'è questo passaggio, c'è questo qui. Tiro, deviazione. Quando Tami è alta qui e ha sempre questa che la marca, deve fintare e partire e voi gliela date qua. Capito Tami? Quando sei qua, finti e parti a sponda, non partire centrale, se no poi ti trovi la difesa davanti. Finti centrale e parti a sponda, questa sale e te la dà qua. Se loro invece stanno venendo di qua, io sono qua. Allora sì centrale, ok? L'importante è che devi accorciare su di lei e poi parti, ok? Dai, forza. Continuiamo in difesa ad aggredire sempre. Time out incentrato tutto sulle azioni di attacco, in particolare sui movimenti di Elena Tamiozzo per massimizzare il gioco delle azzurre. Soltanto un richiamo alla difesa nel finale. Qui intanto rivediamo il gol del 2-0 e comunque tutto sempre nella massima tranquillità, anche se occorre dire che Massimo Giudice è tranquillo generalmente anche nelle situazioni più complesse, più complicate, tende a trasmettere davvero grande tranquillità alle sue atlete. Allora la Francia con Goe, Lagroie, Husson e Lebada in pista in questo frangente, è già la seconda rotazione. La nostra squadra avversaria, due cambi per le azzurre con Berti e Taccardi, ultimi 6 minuti, ancora Taccardi, il passaggio per Maniero, Taccardi riesce a recuperare la pallina ma non riesce in un secondo momento a ancora neutralizzare un contrattacco francese che lo arriva con Lebada che impatta sui pattini di Tamiozzo, che ora recupera la pallina con grande fervore la trissinese. Ora ancora le materane scambiano la pallina, la Polla e Taccardi stanno cercando di trovare un tiro, una deviazione di Taccardi che insomma ha un gran senso del gol davanti alla porta avversaria. Ancora Taccardi per la Polla, quindi Maniero. Tamiozzo sbaglia il controllo, recupera la sfera la numero 6, Selia Gole, serve Husson, al centro c'era Lebada, non è riuscito a deviare, recupera ancora la pallina d'Italia con Tamiozzo, velo di la Polla, arriva anche non riesce a impattare il tap-in corto, recupera la Francia ma sbaglia ancora il controllo la squadra francese. Quindi l'Italia può avere ancora questo ennesimo possesso. Sì, c'è da dire che dopo i 4 gol nei primi 10 minuti il potere esplosivo offensivo dell'Italia si è un po' affievolito, non abbiamo visto nemmeno tantissime conclusioni, un paio di parate da parte del portiere. L'Italia sta cercando di costruire il più possibile, però fa fatica, arriva il tiro in queste occasioni con le azioni personali di Elena Tamiozzo, ma è abbastanza difficile. Questa era veramente una bella conclusione. È difficile riuscire a marcare di nuovo. Intanto Rebecca Taccardi va a recuperare questa bella palla. Attenzione, c'è una giocatrice a terra, rischio altissimo. Maniero non se n'era accorta ed è andata al tiro. In egual misura poteva essere un pericolo. Ancora le azzurre ovviamente che attaccano con maggiore costanza. Bisognerebbe ritrovare la via del gol giusto per ricominciare un po' a mettere fieno in cascina. Ci prova in questo caso Chica Maniero, poi Rebecca Taccardi si libera bene, va al tiro, bravo, buono il movimento della giocatrice materana che ha protetto la pallina, il tiro incrociato però non ha trovato il bersaglio. 3 minuti e 47 alla fine, ennesimo cambio per la Francia, bel movimento di Taccardi nello stretto, anche una bella girata ma la pallina un po' troppo sopra la traversa. La Francia ora rialza la testa in attacco con numero 4 Husson, parte però, anzi il fallo di squadra numero 2 per la Francia, 5 per l'Italia. Maniero
cercava Taccardi, era un po' arretrata. Parte ancora la Francia con Husson per Dubuque, quindi Lagroie. Lebada più a lunga distanza, cercherà la spizzata della 17enne Husson, niente da fare, meglio per le azzurre. Taccardi, Questo è un bel movimento di Taccardi, insomma la pallina forse era leggermente sì, lunga. il passaggio era molto lento da parte di Maniero, quindi Taccardi ha dovuto aspettare, ora rimane a terra, però la giocatrice azzurra, vediamo se ci garantiscono se ci consentono di vedere il replay, anche se siamo molto sotto la postazione, quindi non è detto che si veda molto bene, forse è un problema alla caviglia per lei. Intanto vediamo le giocatrici francesi in panchina, rimane a terra Rebecca Taccardi che viene aiutata ad alzarsi da Elena Tamiozzo. È necessario il cambio, Cristina Santochieri, così preparo, eccolo qui, non si vede benissimo, probabilmente un colpo forte sulla caviglia, perché si tiene proprio quella parte del corpo. Vedete Rebecca Taccardi che ora è costretta ad uscire zoppicando, e sarà compito di Filippo Torricelli cercare di rimetterla in sesto. No, rimane in pista alla fine, poi non c'è bisogno del cambio, e siccome non è entrata nessuno, e in più va pure lei a battere il tiro diretto. Dunque speriamo che la caviglia sia a posto, perché in questo frangente è utile. 21:55, Taccardi contro Bouchou. Taccardi, parata di Bouchou, arriva a sostegno anche Tamiozzo, non va questa conclusione, una grande occasione non segnata dall'Italia. Poi recupera la palla ovviamente in subita numerica, allora l'Italia in 3 contro 1. Tamiozzo non riesce a trovare la palla, era veramente sbilanciata la Francia in questo frangente. La palla per Tamiozzo. Ora siamo ovviamente in superiorità numerica per 2 minuti, vedremo un attimo come verrà gestita. Si sistemano nel migliore dei modi ora le azzurre per sfruttare questa prima opportunità in superiorità numerica. Sentiamo il giudice che impartisce l'ordine dalla panchina italiana. Ora le azzurre con la palla esternamente per Maniero, poi Tamiozzo. Taccardi tenta il tiro, posizione impossibile, tiro di Tamiozzo, parata di Bouchou. Ancora l'Italia recupera la pallina, passiva la Francia nell'inferiorità numerica. Maniero per Tamiozzo, ancora Maniero, chiama il time out, giudice. Tamiozzo contro la numero 3, in qualche maniera riesce a fermare la manovra italiana. La Francia, la palla per Tamiozzo, un po' leziosa l'Italia sì, più che altro un tipo di manovra che non sposta di molto i difensori della Francia, e questo ovviamente rende più semplice il compito di difendere. Sarà anche molto difficile riuscire a trovare un time out prima della fine dei 2 minuti di superiorità, credo che sia quello che vuole fare. Attenzione, perché ora andiamo addirittura a rischiare il gol, perché la giocatrice numero 4 Fei se ne va Husson se ne va in velocità. Qui ci prova invece Elena Tamiozzo, una bella parata questa volta del portiere francese, ma siamo ancora lì. Finisce ora la superiorità numerica, torniamo 4 contro 4 a 1 minuto dalla fine. Quindi superiorità non sfruttata per l'Italia, ma l'ho visto anche il giudice un po' contrariato da questa superiorità. Tamiozzo per Maniero, quindi ancora le due ragazze azzurre. Tamiozzo grande spolvero in questa gara con i suoi 3 gol. C'è uno scontro, la palla con la numero 3 Dubuque alla meglio la nazionale italiana, che guadagna un altro fallo. 5 contro 3 i falli di squadra. Andiamo a sentire Massimo Giudice nell'ultimo time out. L'avevo chiamato per il 4 contro 3 il time out, ormai è inutile. Vabbè, quando giochiamo qua e loro stanno qua, dobbiamo fare do palla e entro, do palla e entro. La terza, sul doppio do palla entro, la terza sale alta. Questa si butta dentro e attacchiamo a 2. Abbiamo detto che da giù facciamo questa roba. O da giù.
Io prima ve l'ho detto da giù perché vi è capitato 2 volte di ricevere qua, risalivate e passavamo qua. Risalgo e vado alta. Ma basta farlo sul doppall'entro, stanno basse, doppall'entro, questa qui, dopo 2 doppall'entro, alta, dentro a 2. Dai. Come era facile intuire, il time out serviva per sistemare le cose in fase di superiorità numerica che non sono andate benissimo. Ne ha approfittato ancora una volta per chiarire i movimenti, soprattutto nella fase d'attacco, anche perché in questa partita di fatto l'Italia sta giocando un monologo nella metapista difensiva della Francia, e dunque è su quello che occorre concentrare le attenzioni, perché le azzurre hanno segnato 4 volte nei primi minuti e poi dopo la Francia ha trovato le contromisure. Siamo ancora fermi sul 4-0. Tiro centrale per la Polla, dato rimane uguale il quartetto, era appunto Santo Chirico, ma non ci sarà tempo in questa ultima parte della prima parte di questa ultima gara per le azzurre. Intanto c'è il tentativo ancora di Dubuque sul passaggio di Fai, un bello scambio, uno dei poche concessioni della difesa italiana, parata della solida Carretta, e rimane a 0 nel suo score questa mattina. Ultimi 6 secondi con Husson e Dubuque, autrice di questo ultimo tiro che ha impensierito Carretta. Scade qui il primo tempo, Italia 4, Francia 0, al 2-0-1 Tamiozzo, segnando in alzata e schiacciata. Il quarto minuto la Polla, tiro da lunga distanza, palo, e la pallina non viene fermata dal portiere, colpisce anche la schiena e poi arriva a fil di linea. 6-42 Tamiozzo, in caduta, un gran gol di precisione. Al 9-30 ancora Tamiozzo sull'assist di La Polla, e poi il tiro diretto non segnato attaccati. Queste le emozioni del primo tempo. Marcello, vuoi dirci la tua? Sì, abbiamo sostanzialmente commentato quando Massimo ha fatto il time out precedente. Un buon primo tempo sicuramente delle azzurre, meglio forse la prima parte in cui sono arrivati anche i gol, nella seconda qualche incertezza di troppo, qualche errore di troppo, ma forse anche perché la Francia nel frattempo ha un po' sistemato le cose, perché oggettivamente nei primi minuti la difesa era molto ballerina, e anche il portiere che non sembrava particolarmente in forma nella prima parte, poi le sue parate le ha fatte sui tiri di Tamiozzo e La Polla, e sui tentativi di deviazione da sotto misura. Complessivamente una buona Italia, un risultato molto largo. Vedremo nel secondo tempo che cosa deciderà di fare Massimo Giudice, se continuare con le 3 titolari o se invece cercherà di cambiare registro. Intanto vediamo, forse lo vedete anche voi, che Vicky Carretta si è tolta la bardatura, quindi questo ci fa pensare che nel secondo tempo vedremo Teresa Parlato tra i pali. Intanto noi ci fermiamo qui, 7 minuti circa, e poi siamo di nuovo in diretta. Grazie.
Torniamo in diretta qui dal pavellone municipal Vittorio Oliveras della Riva, Sant'Ippolito di Poltregà. Questa è l'ultima partita di questo torneo per le azzurre, che poi ritorneranno in pista a fine settembre per la settimana di preparazione all'Europeo, che si giocherà dal 2 all'8 ottobre, ancora con sede da definire, e quindi a fine settembre ritornerà la nazionale italiana a raggrupparsi. Ovviamente ci sarà la vacanza, insomma, per le azzurre dopo questo torneo, una vacanza poi che inizierà con penso una preparazione atletica mirata da parte del staff azzurro. Intanto in pista le due formazioni: l'Italia che schiera Santo Chirico, Rossetto, La Polla e Maniero. Maniero invece è in panchina, Tamiozzo. Subito il suo tiro, subito il tiro della numero 8. Tra i pali c'è Teresa Parlato, anzi no, c'è ancora Vicky Carretta, non c'è Teresa Parlato. Sembrava in un primo momento che ci fosse Teresa Parlato quando si era riscaldata per tutta la partita, in tutta l'intervallo, mentre la Francia schiera Fai, Geflo, Goe e la numero 4 Dubuque. Tra i pali invece c'è Lucy Goe, 24 anni, una delle più esperte di questa formazione. Le più esperte sono Goe, le due sorelle gemelle Goe, e Clary Fai, 26 anni e 24 le due gemelle, 22 anni per Sandy Geflo. Tamiozzo, mentre per l'Italia in pista la 26 anni La Polla, la 25enne Tamiozzo, Santo Chirico 21 anni e Rossetto 16 anni. Santo Chirico che gioca in Spagna, ha giocato in Spagna per metà stagione, poi un infortunio che l'ha fermata per un paio di mesi. Giocava nella seconda serie femminile al Ponte Eras in Galizia, proprio come di Caretta. Ora Tamiozzo per Santo Chirico, non riesce a deviare il tiro della Trissinese. La Francia che rialza la testa, sta cercando di arrivare al gol, ha spinto parecchio nell'ultima parte del primo tempo, però non è riuscita a superare Caretta. Fallo di Tamiozzo sulla numero 6, Celia Goe. Si andrà a battere il tiro indiretto a parte bassa dell'area coperta da Vicky Caretta. Allora, la Francia che gestisce con Goe, sbaglia però assolutamente il possesso alla nazionale francese. Questo tiro, un passaggio per la compagna veramente fuori misura. Vuol partire l'Italia con Rossetto per Santo Chirico. Rossetto che deve anche non cercare di prendere la camera, che è leggermente oltre la balaustra. Parte la Francia con Fai, quindi Dubuque, Goe. Ora i francesi che gestiscono la pallina, ma non va ancora questo possesso. Belle immagini ma rischiose quelle di TV3 Catalogna, perché le telecamere sono veramente tanto a ridosso e in alcuni casi addirittura con l'obiettivo all'interno del perimetro della pista. Io avevo visto anche in passato telecamere che proprio si spingevano all'interno con un meccanismo particolare, abbastanza suggestivo, soprattutto nelle riprese di giocatori che scendevano lungo la balaustra, ma piuttosto pericoloso per l'incolumità degli atleti se il cameraman non è particolarmente sveglio. Torniamo però alla partita con la Francia che attacca, mette in mezzo questa pallina dove
Pamela Lapolla però fa buona guardia, ora va a recuperare anche alla balaustra, le scappa però la giocatrice, ha parlato, anzi no, Vicky Carretta, ancora lei, abbiamo dato per scontato il cambio, in realtà poi Vicky si è rivestita, invece ci sono Rossetto e Santo Chirico che sono le due giocatrici all'attacco in questo momento, quindi a riposo Chicca Maniero in questo inizio di secondo tempo, con spazio alle altre giocatrici proprio nel pieno rispetto dell'obiettivo di questo torneo. Tanto l'Italia è arrivata al nono fallo, l'ultimo fallo di alcuni secondi fa, quindi al prossimo ci sarà un tiro diretto per la Francia. Ora Tamiozzo ancora in caduta, è anche caduta anche la Polla, vogliono fare 2 Eurogol le due azzurre. Un po' troppe cadute in questo caso, anche per effetto delle marcature abbastanza strette delle giocatrici francesi, soprattutto sulle due italiane più forti. Intanto arriva un altro passaggio di Elena Tamiozzo per Pamela Lapolla, non arriva però l'impatto, ora ci prova Rossetto, ma le marcature dentro l'area sono davvero molto rigide e anche piuttosto robuste, dobbiamo dire, senza troppi complimenti. Ovviamente ha cambiato l'atteggiamento della Francia per il 4-0 nei primi 10 minuti, 3 gol di Tamiozzo, uno per la Polla, proprio lei che sta controllando la pallina, a cercare proprio il movimento di Santo Chirico in questa occasione. Di nuovo questo tentativo che stava per arrivare al gol, al tiro più che altro. Rossetto recupera la pallina sulla scivolata dell'atleta avversaria, al numero 8 Geflo. Questa volta era veramente un'occasione molto ghiotta per Rossetto, che si è trovata la pallina servita su un piatto d'argento, in questo caso per uno sfortunato errore. Attenzione ora a Santo Chirico che prova la conclusione del tiro, però è troppo debole, anche in questo caso favorita da una caduta di una giocatrice avversaria. Fai contro la Polla le due capitane, tiro di Goe, ma para plasticamente la vicentina Carretta. La Polla esternamente per Tamiozzo, le due scambiano una pallina. Tamiozzo cercava magari anche un passaggio di ritorno alla Materana, niente da fare, recupera la squadra francese con Geflo che non riesce a inquadrare lo specchio della porta, recupera ancora l'Italia con la Polla e Tamiozzo. La Polla ancora per la vicentina, il 5:45. Santo Chirico che ha avuto una bella occasione poco fa, 1 contro 1 sul Lussigo, e non è riuscita ad incidere la Materana. La Polla, Rossetto, Santo Chirico, Marcello Giudice chiede di essere un po' più veloci in attacco, cercare il gioco è effettivamente molto lento e arriviamo costantemente al limite dei 45 secondi, con poi il rischio di fare forzature come questa, e soprattutto stiamo molto lontani dalla porta avversaria. Si gira all'altezza del cerchio di centropista, che è indice evidentemente anche di qualche difficoltà. Ora prova e va fino in fondo Elena Tamiozzo, che quando prende l'iniziativa ovviamente ha una classe decisamente superiore. È partita dal centro della pista, si è infilata centralmente nella difesa, lo rivediamo, eccola qua, il passaggio, il controllo, ha resistito anche al fallo del difensore francese, ha messo dentro il gol del 5-0. Italia che quindi si sblocca dopo aver segnato a raffica all'inizio della partita, mancava da un po' il gol italiano ed è arrivato sempre dalla bocca da fuoco delle azzurre. Attenzione perché qui c'è il gol delle francesi, una palla contesa che ha ballato, ha danzato al centro dell'area azzurra, nessuna giocatrice italiana è riuscita ad allontanarla. È arrivato il gol francese, non so se eccolo qui che lo rivediamo. Tutto nasce da questa conclusione, la parata, poi Pamela Lapolla non riesce ad allontanare e spazza la giocatrice numero 2 francese Claire Fay per il gol del 5-1, quindi botta e risposta in questo inizio di secondo tempo. 5-1 il risultato, la Polla per Tamiozzo. Riparte la Francia con
Fe, poi per Goe, tra il palo di Goe nel tentativo ravvicinato, veramente si arrabbia ora il giudice per queste due occasioni ravvicinate. Uno è arrivato anche il gol, il secondo gol della manifestazione per la Francia, il primo l'ha segnato la Groie, mentre per l'Italia dopo i 4 gol di ieri contro il Portogallo altri 5 per totali 9. Tanto avete visto nelle immagini Teresa Parlato con il casco e in fase di riscaldamento, perché probabilmente è pronto il cambio che noi avevamo anticipato all'intervallo e che invece avverrà nel corso della ripresa. La Polla, il fallo del portiere numero 10 Lucy Goe. Fra l'Italia, vediamo qui inquadrata Teresa Parlato, che sta per entrare nella contesa. Santo Chirico per la Polla, Rossetto, brutto il controllo di Tamiozzo, partita troppo veloce, servita dalla compagna di squadra del club, la Ludovica Rossetto, 16 anni. Ora Labede contro Caretta, neutralizza l'ennesima occasione. Fusson per la Groie, si scontrano le due, l'Italia però non approfitta. Ora Fai o Fe, ho detto Fe, la Groie per Fusson, dietro porta, cercano uno schema le francesi, però la Polla intercetta il passaggio. Poi c'è Tamiozzo al centro per Santo Chirico, che non era ben posizionata, non è riuscita a deviare. Rossetto per Tamiozzo. C'è anche il time out chiesto da Massimo Giudice per la prossima interruzione. La Polla per Tamiozzo, la Polla, Tamiozzo dalla distanza, non riesce a incidere. Comunque seconda battuta, c'è ancora la Polla che chiede ora il passaggio proprio di Tamiozzo, mischia in aria, pallina che insomma riesce a essere deviata proprio dalla capitana azzurra. C'è stata anche la parata del portiere, c'è una mischia furibonda, però effettivamente si capiva veramente molto poco. La Francia che gestisce con la Groie per Lebada, pallina alta, c'era il time out di Massimo Giudice, il cambio del portiere. E vediamo dunque l'uscita di scena di Vicky Caretta, che ha fatto come sempre un torneo super come nelle sue abitudini. Andiamo a sentire invece il time out di Massimo Giudice con l'ingresso di Teresa Parlato. Quando girano qua dobbiamo salire, stiamo indietreggiando, non dobbiamo indietreggiare. Come indietreggiamo? Tirano una deviazione, un rimpallo, prendiamo gol. No, stiamo su, stecca lunga e siamo sulla palla. Come alza la stecca per tirare, deve aver paura che voi vi fregate la pallina. Come la passa, indietreggio, ok? Dai, forza. Dai raga, dai. E qua, doppalla, entro, sovrapposizione. Andiamo dentro. Dai, forza. Solo la bestiona tira, che mi sa, non so se Ma sta. se lui sta in là. No, dico, però, cioè non è. Dai. Solo di rovescio tira. Dai, forza. Variamo le giocate però là, non facciamo sempre la stessa cosa, variamo le giocate. Colorite immagini da parte di Pamela La Polla per indicare la giocatrice più pericolosa della squadra francese. Chiare le istruzioni di Massimo Giudice, dunque maggiore attenzione in difesa, meno spazio per il tiro. Cambio anche con Cristina Santochirico che è uscita per fare posto ad Anna Orsato, che rientra quindi dopo i primi 10 minuti di gioco. Quindi sono state utilizzate tutte le atlete oggi scelte da Massimo Giudice, quindi ora Rossetto, Orsato, Tamiozzo e La Polla, 3 giocatrici del Valdagno, alias 3 tessinesi, e poi due tessinesi, una recoarese, che recoarese è Orsato, e la Materana, La Polla, mentre nata recoarese tra i pali, Teresa Parlato, due recoaresi, una tessinese, due tessinesi e una Materana, così tanto per dare un po' di lezioni di geografia hockeyistica. anche per
capire, perché insomma stiamo parlando di una Valle del Lagno che ha dato tantissimo all'hockey femminile, sta dando all'hockey femminile tanto in questa nuova generazione di hockeyiste. È giusto anche rimarcare il fatto da dove arrivano in quella meravigliosa valle. Intanto Rossetto, una bella conclusione ravvicinata sul passaggio di Tamiozzo. In questo caso ottima anche la parata dell'estremo francese Lucie Goet. Speriamo sempre il nonno fallo per la selezione italiana, che è un po' sulle spalle all'inizio del secondo tempo. Ora la Francia con Lagroie al centro, pallina alta ma riesce a intercettare Parlato, potere del Valdagno. Tiro ancora di Lagroie ma intercetta l'ottima, perfetta Pamela Lapolla, che ora si invola. Lapolla, Rossetto si allarga ma non riesce a si è deviare. allargata in ritardo sul contropiede. Attenzione ora al contropiede francese con questa pallina messa in mezzo su cui non arriva nessuno. Aveva provato Lapolla a servire la compagna ma il movimento non era dei migliori e quindi non è riuscita ad andare al tiro Ludovica Rossetto, che ha avuto prima invece una bellissima occasione per segnare il suo gol personale. Ora Orsato a disturbare la portatrice di palla francese, a rallentare l'azione. Lavorano bene le ragazze in questa fase. Ora Rossetto se ne parte 3 contro 2. Vediamo, c'è Tamiozzo, fa in avanti da sola, va alla conclusione, poi che resta lì, prova ad arrivarci Rossetto, ci arriva prima il portiere. La Francia con Husson in mezzo a 2, c'è il fallo, è il 10º, esattamente il 10º fallo per le italiane. C'è un cambio volante, esce Tamiozzo, entra Maniero, mentre rimane inamovibile Capitan Lapolla. Vediamo il fallo di Orsato. Se non ricordo male è la prima volta che esce Tamiozzo in questo torneo, perché Maniero era già può uscita essere, altre volte, sì. Pamela era uscita per un infortunio, Tamiozzo secondo me non era mai uscita. Verissimo. Ora sul dischetto Celia Goet, 24 anni, del Nantes, contro Teresa Parlato, 17 anni. Segna Celia Goet, Lucie Goet al 12:23, il secondo gol delle francesi su tiro diretto. Qui lo rivediamo, eccolo qua, allarga molto bene il gancio largo, rientra sulla destra, sbilancia Rossetto, scusate, rilancia il Parlato e segna il secondo gol francese. I francesi che in questo secondo tempo si sono portati su un parziale di 2-1 a loro favore. Maniero per Lapolla, Rossetto, Orsato. Quindi ora due giocatrici della Deccan Rolle Matera, soprattutto in fase difensiva, penso Lapolla e Maniero soprattutto. Rossetto al centro, pallina in mischia, non ci arriva Lapolla, ora comunque riesce a recuperare sul rimbalzo. Rossetto per Maniero, ancora Rossetto sulla destra, cerca il passaggio centrale per Orsato, anzi no, decide di servire la sfera a Maniero. Una manovra fluida per l'Italia ma sempre troppo lontano dalla porta. Ora ci prova Lapolla, tiro di Lapolla, parata di Goet, troppo centrale, tentativo della Materana. Husson dall'altra parte, libera ancora Lapolla che è dovunque. Lebada, intercettato il suo tiro, era un passaggio dalla Lapolla ancora che vuole tirare il tiro, non arriva a sostegno Orsato nella ribattuta, pallina che esce. Ancora un tentativo di omicidio nei nostri confronti, questa volta sulle gambe, non sulle teste. Pallina che è uscita proprio nella nostra direzione, ci vedete lì inquadrati in basso a destra. Riparte l'Italia con Maniero per Lapolla. Da questi a Orsato bisogna stare attenti alle distrazioni, perché 10 minuti dalla fine, 3 gol non sono sicuramente un bottino che mette tranquillità, soprattutto perché la Francia è in fase di continuo e costante miglioramento. Ora ci prova
Rossetto che va fin dietro alla porta, c'è Pamela Lapolla che però entra nell'area protetta, fantasma immaginaria del portiere, almeno così vede l'arbitro. Era assolutamente corretta la decisione del direttore di gara, quello, stiamo scherzando per il fatto che la lunetta del portiere, come vedete, non si vede, non è segnata, di fatto è cancellata dall'uso delle centinaia di partite che si giocano ogni anno su questa pista. Ora ancora Lapolla intercetta un'azione francese, ha preso anche un colpo la Materana al collo, Orsato per Rossetto, Maniero, ancora la formazione italiana, certo con Tamiozzo cambia un po' la formazione italiana che insomma spinge poco, perché anche a livello di chili questa formazione è molto veloce, è precisa, però manca magari di una percussione centrale. Ovviamente la Francia ha cambiato un po' l'atteggiamento in fase difensiva, molto passiva ma molto più chiusa, però l'Italia non riesce a sviluppare il gioco che abbiamo visto nel primo tempo. Ora ci prova ancora Lapolla, fisicamente entra nello slot francese, Lebada contro Rossetto, arriva a sostegno anche la numero 7, non niente da fare anche in questo caso. Ora l'Italia cerca ancora questo lungo possesso e poi un movimento probabilmente di Orsato o di Rossetto come in questo caso, ma non riesce a tirare la giocatrice trissinese. Sì, probabilmente le giovani italiane non sono abituate a questo tipo di marcatura molto stretta, molto fisica, che non è sicuramente tipica del campionato italiano, stanno un po' soffrendo. In particolare Orsato ha dato alcuni cenni di insofferenza per la marcatura fisica praticamente corpo a corpo della sua avversaria. Ora proprio Orsato deve provare a girarsi, non ci riesce, mette la pallina verso il portiere che tocca e ci regala altri 45 secondi. Bellissimo il passaggio per Pamela Lapolla, che però non trova la deviazione giusta. Maniero per Rossetto. Siamo al 16:26 del secondo tempo, Italia 5 Francia 2. Maniero in mezzo alla difesa, però viene disturbata la numero 9 francese. Rossetto parte da lontano, cerca anche un po' di fiducia l'Italia, soprattutto in attacco. Maniero per Lapolla cerca il dribbling, ancora lei dietro porta, fermata fisicamente ancora la numero 6, gesto di stizza della Materana. Ci sarà il time out richiesto dalla panca francese, andiamo a sentirci Le Men come allenatore. Allez, c'est mieux là. Très bien. Allez, on écoute Cyril, on va essayer d'amener un peu plus de shoot extérieur. Je veux absolument que quand on donne, on rentre, on amène la balle dans la profondeur. Ok? On l'amène ici dans la profondeur pour faire redescendre la défense. On vient ressortir, on amène le bloc, je provoque encore pour venir redescendre. Je recule d'un mètre, bim. On n'oublie pas que celle-ci vient reculer ici. Si je peux tirer tout de suite, avec ici on fait. Sinon je patine là. Soit on part en décalage, soit je ressors et je prends de la vitesse. Et pareil, on essaye d'amener un shoot extérieur avec du rebond. Il faut de la présence dans cette surface de réparation. Parce que si on fait des shoots extérieurs et qu'il n'y a personne devant, la gardienne c'est facile d'arrêter. Donc amener de la présence. Ok? Quand deux tirs passent au deuxième poteau, il y a de la place aussi. Donc regardez ce qu'il y a devant vous et faites en fonction de ce qu'il y a devant. On revient les filles, on continue, hein, d'accord? Le même rythme défensivement. Je veux que sur les rebonds, ça soit pour nous. À chaque fois, elle se balance pour les 45 secondes et elle récupère, elle peut jouer tranquille. Non, allez, 9 minutes. Stavolta non proviamo nemmeno a fare la traduzione, se non per far trasparire la soddisfazione della panchina francese per come sta giocando la squadra. E in effetti, se si considera come era iniziata questa partita, le francesi stanno sicuramente onorando la gara e facendo anche un buon secondo tempo. Lo ripetiamo, un secondo tempo che in questo momento le vede in vantaggio per 2-1 come parziale. Intanto abbiamo un cambio, fuori Rossetto, dentro di nuovo Anna Berti, per provare a dare maggiore peso anche nei contrasti che ci stavano mettendo un po' in difficoltà. Commette fallo la Viareggina, l'11° per le Azzurre, 4 per la Francia. Ultimi 7 minuti. Per la sfera l'Italia probabilmente mister Giudice ha chiesto un po' più di personalità alle ragazze, cercare di entrare nella difesa avversaria.
la Polla per Orsato, che è molto veloce, la Recoarese, buone doti di pattinaggio e una valida anche assistman, oltre che insomma una che entrava spesso in area. Poi ci ha provato a entrare in area Maniero sull'assist di La Polla. Ancora Orsato in centro area, c'è il fallo, il si rigore. prende il rigore. Come dicevo poco fa, insomma è una brava pattinatrice esternamente, cercare anche le assist, ma è anche quando ha un po' di fiducia entra in area, e in questo caso rivediamo la protezione della palla, giusto, netto il colpo di bastone proprio mentre andava in protezione per rientrare e poi provare a incrociare il colpo del difensore sulla parte alta del bastone, ben catturato dalle telecamere di TV3 Catalogna. Pamela La Polla sul dischetto del rigore per cercare di segnare un gol che non arriva invece, perché brava il portiere della Francia a dire di no anche a questa occasione. Ora l'Italia non ha sfruttato questo secondo tiro da fermo, nel primo tempo il tiro diretto non segnato da Tamiozzo, se non erro, da Taccardi, scusate, e il rigore poi parato alla Polla. Ultimi 6 minuti, Maniero per Orsato. Ancora la nazionale azzurra che cerca di dare fluidità e precisione al suo possesso. Berti, rovescio, para plasticamente Goe. Era obbligata Berti perché stavano scadendo i 45 secondi come scandito del bastone di Teresa Parlato. Ora attenzione alla Francia che viene in avanti, il tentativo è Parlato, ferma a raso terra questa pallina che poteva diventare pericolosa. Ci riprovano ancora le francesi che recuperano l'ennesima pallina a centropista. Si affanna la difesa azzurra per tenere lontane le giocatrici transalpine dalla porta di Teresa Parlato. C'è un altro fallo di squadra, attenzione perché è il 12° e questo è il 13° fallo di squadra commesso questa volta da Anna Berti. In precedenza il fallo lo aveva fatto Teresa Orsato e non aveva, scusate, Anna Orsato, e non era stato fischiato il fermo gioco, quindi era stato fischiato in movimento. Resta il fatto che 13 falli a 4, siamo vicini. Questo era netto ovviamente il fallo, il tocco sul bastone della giocatrice francese, che poi cade a terra e cade male. Fuori Anna Orsato, dentro di nuovo Rebecca Taccardi. Claudicante l'atleta francese che è venuta male, anche una spallata. Quindi vediamo il rigore centrale, sì, non particolarmente angolato, facile per il portiere. Se abbiamo visto ieri il tiro diretto segnato da Tamiozzo, però oggi è mancata la precisione sui tiri da fermo. Ovviamente è uno di quei fondamentali in cui Coach Luce dovrà veramente lavorare nella settimana di preparazione prima dell'Europeo a fine settembre. Il Goe tiro alla distanza, poco fa la parata di Parlato sull'azione insistita delle transalpine. Ultimi 5 minuti, 5-2 risultato, La Polla per Maniero, quindi La Polla, Taccardi, Berti, parte da lontano la Viareggina, in forza la Scandianese, Taccardi, un'altra materana. Tra le giocatrici del Matera in questo caso è la Scandianese, una delle squadre emergenti del campionato femminile, al terzo posto nel campionato italiano, quarto per il Forte dei Marmi, quinto per il Modena nella fase regolare. Qui intercetta ancora l'onnipresente La Polla, serve Maniero, in panca c'è sempre Tamiozzo. In pista le due giovani Berti e Taccardi, formanti parte della nazionale italiana femminile under 17, ex under 17, ormai sono uscite da questa categoria. Ora Berti per Maniero, anche Parlato era facente parte di questa nazionale. Berti per La Polla, Maniero. In 4 minuti, tiro di Maniero, parata ancora di Goe. Riparte l'Italia ancora con la solita La Polla, poi
Maniero in qualche modo riesce a impostare la capitana azzurra. Serve Chiude poi molto Maniero. bene la difesa francese, ci lascia praticamente soltanto tiri da fuori, perché senza la capacità di penetrazione di Elena Tamiozzo ovviamente l'attacco azzurro perde parecchio. Ora qui un altro tentativo di recupero da parte di Anna Berti, che gioca sempre al limite del fallo di squadra. Siamo, lo ricordiamo, a quota 13. C'è anche un time out richiesto dalle francesi e qui c'è la conclusione di Chicca Maniero da buona posizione, ha cercato il primo palo, ha trovato il portiere. Qui tutto regolare, dice il direttore di gara nei confronti della giocatrice francese, che si lamenta. Taccardi ora carica la conclusione, ci deve mettere impegno il portiere francese per parare questa conclusione. Ancora la Francia che attacca, ultimi 3 minuti di gioco. Pussol contro Berti, poi la pallina che riesce a dar pionare Chicca Maniero, poi serve la Polla, Maniero, Taccardi, ultimi 2 minuti e 45, la Polla per Berti, quindi Maniero, ancora la Polla, disturbata da Fe che riesce a superare questa pallina. Ora la capitana francese, servita a Usson, una delle più attive insieme a Goe per le transalpine. Goe che ha segnato 2 gol, un gol per Goe, scusate, uno per Fe. Tanto l'Italia che però è in inferiorità numerica in questo caso. Goe contro Taccardi, che Perfetta riesce Taccardi a neutralizzare questo contrattacco francese su sbilanciamento azzurro, uno dei rari sbilanciamenti di questa gara. Sì, un contropiede a 3 in cui nessuno si è fermato a fare il terzo, e quando la pallina è stata riconquistata dalle francesi c'era solo Taccardi, che certamente non è un difensore, a presidio della porta, è stata bravissima nell'intervento. Attenzione ora ancora la Francia, e qui è Pamela La Polla che ci mette bastone fisico per fermare l'azione dell'avversaria in modo regolare. Su Dubuque, una delle 6 giocatrici del Nantes. Ultimi 90 secondi, Berti per Taccardi, per la Polla, Maniero esternamente, cerca la Polla ma c'è la densità francese sempre in area, proprio un cambio di atteggiamento rispetto al primo tempo che ha un po' messo alle strette l'attacco italiano, che comunque è mancato di velocità nella seconda parte. Sì, tra l'altro con Massimo Giudice, che voi non sentite credo, ma sta urlando come se fossimo sullo 0-0, perché evidentemente non è soddisfatto di come stanno giocando le sue atlete, sta dando consigli dalla panchina. Intanto Taccardi, che forse subisce un fallo, corre andare alla conclusione, palla per Maniero che carica il tiro, pallina che arriva dalle parti del portiere che non la tocca, e perdiamo palla per questi ultimi 45 secondi che coincidono con il tempo che manca alla fine della partita, e quindi non so se ci sarà il time out delle francesi che hanno la luce accesa sul verde. Fe, cercare il terzo gol alla selezione Renata Maillard e Le Mans, ancora numero 8 se non erro a questo tentativo, la Sandy Geflo. Tanto la Polla disturbata, poi c'è il fallo, sì, c'è il fallo, è il quinto fallo. Qui c'è il time out, 17 secondi dalla fine, abbiamo anche questo time out, ovviamente un time out che era stato richiesto con largo anticipo. Andiamo comunque a sentire l'allenatore dei francesi. 7 secondes. Les filles, on est sur la fin de match, d'accord, on gagne 2-1 sur ce deuxième mi-temps. Il faut qu'on finisse comme ça, ok? On doit terminer comme ça, on doit faire les efforts jusqu'au bout. Il reste 17 secondes et c'est terminé. On avait dit essayer de faire les prises à 2, ok? Là l'objectif c'est vraiment qu'on prenne plus de buts sur cette deuxième mi-temps, ok? C'est Protection compris? de cage collective. Ça veut dire qu'il faut être capable de communiquer, ce qui va potentiellement y avoir un bloc indirect pour servir celle à la surface à l'opposé. Hein. Donc dans la surface, je suis concentré. S'il y a un bloc indirect, vous l'avez très bien fait jusqu'à présent, annoncez-le, mettez la crosse devant. Et sur la porteuse de balle, on essaie de contrarier au maximum et de gêner pour pas qu'elle soit facile dans sa passe. Ok? 17 secondes. Shoot, il y a un shoot. Hein. Allez les filles, devant, hein? Allez. On compte, il n'y a pas de cercle.
vinse 4-0 sulla Francia nella Golden Cup 2022, l'ultimo incontro rispetto all'Euro 2021. E c'è il gol intanto di Pamela Lapolla, di leggerezza assolutamente leggerezza della difesa francese. Al 24-45 Lapolla sul Lo tiro, rivediamo, eccolo qua, a 2. tocco di Taccardi, si apre completamente la barriera, Anna Berti fa velo sul portiere e la pallina si infila sul primo palo. I 2 gol di Lapolla, 4 di Tamio, siamo mai ai titoli di coda. Comunque 4-0 un anno fa, quest'anno 6-2, mantiene questo quarto gol di differenza la squadra italiana, che ha soprattutto un ottimo primo tempo, per quei primi 10 minuti, finisce qui il risultato 6-2, Lapolla stesa a terra, speriamo non sia nulla di particolarmente, un colpo sulla, come vedete voi, sull'anca sinistra. Quindi finisce qui il torneo Golden Cup 2023, l'Italia coglie un terzo posto, quarto posto per la Francia. Da qualche minuto, tra mezz'ora, in diretta su esport3.cat potete trovare in diretta lì la finale tra Portogallo e Catalogna, che deciderà la vincitrice del torneo. L'Italia si classifica terza, l'anno scorso seconda. Una buona prestazione per le azzurre, soprattutto nella giornata odierna con la vittoria 6-2. Andiamo qui inquadrate le due squadre, andiamo velocemente a riepilogare i gol. 2-0-1 Tamiozzo, al quarto minuto Lapolla, 6-42 Tamiozzo, 9-30 Tamiozzo, questi bellissimi 10 minuti in cui l'Italia ha veramente dato qualcosa che sicuramente il giudice prenderà e riporterà anche nell'europeo, una grande pressione che ha dato questi 4 gol consecutivi. Poi il secondo tempo Tamiozzo per il 5-0, poi il 5-1 di Fe al 6.52, poi 12.23 Goe per il 5-2, poi il 6-2 segnato dalla Polla allo scadere sul tiro dalla media distanza al limite dell'area. Insomma, Marcello, penso che sia stato un torneo positivo, ovviamente tutte le atlete hanno giocato, era quello l'obiettivo principale, hanno fatto delle loro caratteristiche, chi più, chi meno, però penso che il giudice ha la possibilità di costruire qualcosa da settembre in quella settimana di preparazione. È poca, sicuramente anche lui, ma un po' tutto lo staff dice che è poco una settimana, però avrà una settimana intensiva a Recuaro per prendere questo torneo e portarlo fattivamente poi all'europeo del 2 all'8 ottobre. E quindi penso che state cose negative, soprattutto con la Catalogna, neanche tante, ma soprattutto per il Portogallo in alcuni frangenti. Positive oggi, molto positiva la squadra italiana. Sì, luce e ombra ovviamente, come si addice a tutti i tornei in cui si cambia tanto, sicuramente prevalgono le luci, almeno a mio avviso. C'è da dire che nella preparazione della nazionale senior rientra di fatto a tutti gli effetti anche il campionato europeo under 17, perché alcune di quelle delle atlete che abbiamo visto saranno protagoniste anche lì e aumenteranno e avranno l'occasione di fare esperienze internazionali e di giocare ad alto livello, che è quello che manca a buona parte di queste atlete. Sicuramente non manca il materiale su cui lavorare, questa è la cosa più importante. Ci sarà spazio e tempo e modo di farlo nei prossimi anni. Ricordiamo che quest'anno per l'hockey femminile la federazione ha partecipato a un torneo amichevole under 17 a febbraio, è qui oggi a giocare contro le grandi d'Europa in questo torneo amichevole, prima di preparare i 2 eventi ufficiali che sono il campionato europeo under 17 a Correggio e l'europeo senior femminile, che non sappiamo ancora né quando né dove si farà, ma sicuramente sono tutti momenti interessanti e utili con cui fare preparazione, con cui fare esperienza. Abbiamo parlato di settembre con i raduni della senior femminile, ma come hai ricordato te, con l'Europeo di Correggio già a fine agosto queste ragazze, le più giovani, scenderanno a Recoaro insieme anche del 17 maschile per preparare l'Europeo. Sicuramente anche lì 7 giorni importanti, perché saranno utili per affinare quella nazionale 17 che ha già trovato una sua identità, un'identità che abbiamo visto qui con alcune ragazze, ma c'è anche dietro tante ragazze che scalpitano, molto giovani, e quindi insomma vedremo come si evolverà. Comunque saremo in diretta, lo ricordiamo, l'Under 17 in diretta da Correggio anche su YouTube della federazione, ma non mancate al prossimo appuntamento qui in diretta su YouTube tra qualche ora con le finali della campionato Under 23 da Giovinazzo, e poi fra
circa 10-12 giorni, anzi la settimana prossima torneremo promoter da Castiglione da venerdì prossimo, mentre il prossimo venerdì siamo qui di nuovo da Sant'Ippolito di Voltregà per la Golden Cup 2023, dove giocherà la nazionale italiana di Alessandro Bertolucci, che ha avuto alcune defezioni. Poi magari anche nei prossimi giorni ci saranno altri comunicati riguardanti questa nazionale, che andrà ad allenarsi il venerdì, se non sbaglio, sempre a Recoaro. Esattamente, venerdì comincia l'avventura della nazionale senior di Alessandro Bertolucci, è iniziata tra tantissime peripezie, avremo modo di parlarne, una settimana di preparazione, poi torniamo qui esattamente nella stessa situazione in cui siamo oggi per raccontarvi la Golden Cup maschile dal 30 di giugno al 2 di luglio. È stato un piacere, Marcello, queste belle 3 giorni di hockey femminile. Un saluto da Stefano Zamperin e da Marcello Bugarelli, noi ci risentiamo presto su Fiser Hockey Pista. A presto!